Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nell'ambito dei controlli effettuati sui passeggeri, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera e la Guardia di Finanza hanno fermato un cittadino italiano in partenza dallo scalo veneziano che aveva dichiarato di portare con sé 2.000 euro. Tuttavia un esame sui bagagli a mano ha permesso di rinvenire la ben più consistente somma di 150.000 euro in contanti, cifra destinata, secondo quanto affermato, all'acquisto di diamanti presso la filiera dell'oro a Hong Kong. Si è reso quindi necessario procedere al sequestro in via amministrativa di quasi 72.000 euro, quali garanzia della sanzione che sarà erogata dal Ministero dell'Economia e Finanze. Ancora cronaca. La notte scorsa, mezz'ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 59 in via Caorle a San Stino di Livenza per un'auto finita arrovesciata sotto il piano stradale dopo aver diverto un guardrail finito parzialmente dentro l'abitacolo. 2 persone sono rimaste ferite. I pompieri hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici l'autista rimasto incastrato al posto guida della Fiat Punto. Il giovane uomo è stato stabilizzato dai sanitari del SUAM e trasferito in elisoccorso in ospedale. Ferita anche una giovane donna, pure presa in cura dai sanitari e trasferita in ambulanza in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Cambiamo decisamente argomento. La notizia dello stanziamento di ulteriori 10 milioni per rendere più efficace la cattura del granchio blu è stata accolta dal settore con soddisfazione. Si tratta di una vera boccata d'ossigeno, ha commentato Alessandro Faccioli, il responsabile di Impresa Pesca Veneto. Abbiamo lavorato assiduamente, continua, per avere queste risorse con una discussione continua con il Dicastero e apprezziamo il riscontro avvenuto dopo numerosi incontri sul territorio, nelle valli, lagune, sacchi e tratti costieri del Delta del Po, in cui il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida ha toccato con mano la situazione molto critica. Queste risorse verranno utilizzate per la cattura del crostaceo alieno, ma anche per il suo smaltimento, la messa in sicurezza degli impianti di molluschicoltura e l'acquisto di seme per la ripresa dei processi produttivi. E con l'inizio del 2024 anche per quasi 130.000 famiglie veneziane finirà il regime di maggior tutela per il mercato del gas, a cui seguirà ad aprile dello stesso anno quello dell'elettrico, con il passaggio al servizio tutele graduali per chi non dovesse aderire al mercato libero. E il primo consiglio proveniente dalla presidente di Adiconsum Venezia, Jacqueline Temporin, è netto. Fate attenzione alle truffe. Prima di concludere un contratto, dice, consigliamo sempre di chiedere la scheda di confrontabilità per conoscere il risparmio che l'offerta riserva rispetto a quella del mercato tutelato. Non solo, bisogna controllare l'economicità della propria offerta di luce e gas collegandosi al portale offerte, perché è un proprio diritto conoscere e accedere agli sconti del bonus luce e gas. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.